tempo massimo, ricordiamo, 4 erano per chiaramente l'errore, per aver toccato l'ostacolo, e poi siccome sono andati oltre i 74, hanno totalizzato oltre 75 secondi, c'è una penalità in più e quindi 5 in totale per questo binomio. Marcus Berbaum, per Berbaum qui in coppia con Cartel, un maschio grigio, campione del mondo a Roma nel 98 come squadra, il tedesco, montava Levi Feingard. Due volte secondo, ieri e l'altro ieri, con questo cavallo, peraltro qui a San Patrignano, il cavaliere tedesco. Doppia gabbia. Sembra più aggressivo rispetto agli altri, rischia qualcosina forse sull'ultimo elemento, però bene per Baum. Anche sul largo su fosso, molto concentrato. Bene sul verticale. Loxer, passato con decisione anche il largo. Una bella piega a mano destra per il verticale, poi la gabbia, qui va a caccia del netto, il binomio, ed è fatto. Percorso netto per Berbaum, 65 e 29, peraltro molto veloci, perché finora il tempo migliore era stato il 66 e 30 di Joy Gatlin, quindi percorso netto, 0 penalità e tempo migliore finora per Marcus Berbaum. Rivediamo la parte proprio conclusiva la parte centrale della gara, dove c'è la doppia gabbia, quindi ostacolo con 3 sforzi per intenderci, e poi qui sul largo su fosso ci ripropone Gambuti proprio le immagini stilisticamente migliori riguardo chiaramente alla prova del cavaliere tedesco. Un altro tedesco ora, Christian Hallmann con Lysander, maschio Weissteiner, anche lui faceva coppia con Berbaum nella squadra che è arrivata terza ad Atene, nato nel 74, quindi più giovane rispetto a Berbaum, è stato anche campione d'Europa per ben 3 volte, una volta come giovane cavaliere Young Riders, poi nel 2003 e nel 2005 2 volte consecutivamente ad Annauschingen e a San Patrignano, appunto qui all'Europeo che si tiene nel 2005. Qui diciamo in coppia con Lysander, questo maschio. Quest'anno finora hanno avuto soltanto il quinto posto a San Gallo nel Gran Premio sempre per giovani cavalli misto, percorso misto, quindi si presenta qui oggi con la stessa gara di fatto a San Patrignano Hallmann. Un errore, 4 penalità, quindi fuori dal barrage per il momento. Gabbia conclusiva. Sfortunato Hallmann perché in 70 e 84 tempo buono, perché è il terzo tempo in assoluto per Hallmann. Rivediamo proprio l'errore con l'anteriore, ma proprio sfortunato in fase praticamente di ascesa, di superamento dell'ostacolo, ha toccato con l'anteriore. Ludger Berbaum, fratello maggiore di Marcus, qui con Sundari, femmina Hannover Baia del 2000. Siamo al 3 volte campione olimpico, addirittura una volta nel 92 individualmente a Barcellona con Classic Touch, poi con Gold Fever l'ha vinta a Sydney, prima ancora nel 1988, quindi a Seul con The Freak, un castrone olandese, furono primi per quanto concerne però l'oro a squadre. È stato poi pluricampione d'Europa praticamente, insomma ha più medagliette lui di un generale, veramente un mito. Ludger Berbaum, nato nel 63, ovviamente più grande rispetto al fratello.
Bene, qui nel verticale ora Loxer, ancora è largo, una bella piega a mano destra per andare ad affrontare il verticale, poi occhio alla doppia gabbia. La gabbia chiaramente, pardon, la chiusura 69-01, benissimo, meglio addirittura del fratello Marcus, 0 penalità, ma Marcus con 65-91, qui siamo con 69-01 e soprattutto per il momento si profila una sfida in famiglia nell'eventuale barrage. I due Berbaum entrambi alla parte finale. Prossimo binomio ci riguarda da vicino, nel senso che Juan Carlos Garcias con Moicán de Quíos, il colombiano da Bogotà, ma insomma di fatto ormai italiano. Juan Carlos quest'anno con Moicán de Quíos San Patrignano nel primo giorno 18° posto, però 2 giorni fa praticamente, per intenderci, venerdì. Moicán de Quíos che è figlio di Diamant de Semigli. Solo 3 italiani in questa gara. Ovviamente Juan Carlos Garcia, poi abbiamo Giuseppe Donofrio e Jerry Smith, il campione italiano che chiuderà, peraltro il 22° cavaliere, chiuderà la gara. Non parte Addison Phillips, peraltro ci è arrivata comunicazione, quindi dopo Juan Carlos Garcia ci sarà il belga Patrick McKinty. Verticale. Loxer, è arrivato molto caldo il cavallo, molto veloce sull'ostacolo, bene anche sul largo. Allora qui deve mantenere la concentrazione il binomio perché manca il verticale e la gabbia. Bene Juan Carlos Garcia, tiene molto bene il suo Moicán. Percorso netto, applausi, 70-55, anche Juan Carlos Garcia al barrage. Cioè rivedere la parte centrale qui Gambuti della gara, ovvero la doppia gabbia con queste matrioschine. Patrick McKenty adesso, perché come detto non parte la statunitense Addison Phillips. L'altezza è di 1 metro, variano qui le altezze degli ostacoli, ad esempio, tanto per intenderci, la doppia gabbia 1,40 m, 1,38 m, 1,40 m, 1,40 m è il primo elemento, quello centrale 1,38 m, 2 cm più basso, e poi nuovamente 1,40 m l'elemento ultimo sforzo. Il massimo comunque è 1,40 m. In ogni caso più di lì non si ha come altezza degli ostacoli. Ed ora tocca, come detto, a Patrick McKinty. Nato ad Ixelles, 6 maggio del 74, per lui già un errore, 4 penalità fuori dal barrage, quindi McKinty è stato un ottimo Young Riders, vicecampione d'Europa nel 95 con Uce Louis du Nord. Ha partecipato anche a Las Vegas con la sua Evry Mouret Maraz alla Coppa del Mondo, 37° posto quest'anno però per loro. È stato terzo nel 94 invece a Capellen con Goliath del campionato belga, chiaramente. Parti finali del percorso del cavaliere belga, fine con la gabbia, chiusura con la gabbia, errore 8, colui che ha sbagliato di più finora, perché c'era stato sempre un errore, quindi 4 penalità, a parte il 5 penalità assegnata a Wim Schöter, ma perché è andato oltre 4, chiaramente un errore, poi uno in più è stato assegnato per essere andato oltre il tempo massimo. Otto Becker con Charleston, maschio tedesco. Cavaliere tedesco anche lui, insomma, fa parte
della squadra che ha vinto l'Olimpiade a Sydney nel 2000 in Australia, e anche la squadra che è stata campione d'Europa nel 2003, però ad Anauschingen prima di San Patrignano appunto. La doppia gabbia adesso. È troppo sotto, si vedeva. Con l'anteriore va a colpire l'ultimo elemento della doppia gabbia, il verticale, quindi 4 penalità per Otto Becker. Il momento 3 al barrage i due fratelli Berbaum e Juan Carlos Garcia. 71,36 tempo finale per Otto Becker con 4 penalità. Tempo decente. E ora attenzione a Mo Werner, vincitore qui ieri, tra l'altro, lo svizzero. Si presenta con Quax, secondo, maschio del 2000, figlio di Quincy Jones, baio olandese. Doppia gabbia, ha rischiato con l'anteriore, bene però Werner Muth, ha messo il largo sul fosso, errore sul largo sul fosso, aveva già rischiato molto però nella parte centrale della doppia gabbia praticamente. Piega mano destra adesso per il verticale, poi Loxer, successivamente ancora un largo, poi verticale e gabbia. Bene qui, affrontato con grande velocità, deve un po' frenare il cavallo, in questo caso il cavaliere. Era molto veloce, qui rallenta un po' nella parte finale, però 70 e 51 nel complesso era una buona prova. 8 le penalità, le stesse di Patrick McEntee per Werner Muth. Ora Gerard Dubbeldam, olandese, nato il 15 aprile del 1973. Vediamo intanto l'errore proprio sul largo sul fosso, qui abbatte totalmente la parte superiore dell'ostacolo. Saluta Gerard Dubbeldam con Take It Easy La Silla. Questo è il binomio, un maschio olandese del 2000, chiaramente tutti sono cavalli nati nel 2000, ricordiamo 7 anni. Doppia gabbia per l'olandese. Bene, rischiato un po' sull'ultimo elemento, vediamo adesso il fosso, largo sul fosso. Bene anche in questo caso Dubbeldam. La si va per affrontare questi 3 ostacoli consecutivi, un verticale, un Oxer, poi ancora un ostacolo largo, per poi riaffrontare il verticale, la doppia gabbia. Molto concentrato il binomio, molto continuo soprattutto è stato finora Take It Easy La Silla. Gabbia, rischiato un pochino, bene però 69,30, ottimo anche il tempo
barrage pure per questo binomio. Sono quindi 4 per il momento i cavalieri al barrage, come detto i due fratelli Berbaum, il nostro Juan Carlos Garcia e adesso Jeran Dubeldam. Tocca a Marco Kutscher insieme al suo Excel Z, maschio tedesco, figlio di Esprit, a sua volta figlio di Contender. Il saluto di Kutscher è nato nel 75, terzo alle Olimpiadi di Atene a livello individuale, anche come squadra chiaramente. È stato anche campione tedesco nel 2003 a Gera su Montender. Doppia gabbia, la parte centrale questa del percorso disegnato dai due svizzeri Rolf Ludi e Heiner Fischer. Rifiuto e penalità. Anche difficoltà per riportare il cavallo dietro l'ostacolo, praticamente è costretto a perdere molto tempo. Qui si andrà ovviamente oltre il tempo massimo, possiamo già conteggiare una penalità in più quantomeno. Peccato perché era abbastanza insomma vivace la prova finora di due. Dentro il verticale poi la gabbia, si prepara intanto già Giuseppe D'Onofrio. Parte conclusiva con la gabbia. Siamo 12 penalità più altre 6 combinate per essere andati ben al di là, con 90 e 14 il tempo massimo, e quindi finora con la prova più complicata, quella che ha creato più problemi in assoluto dei binomi finora scesi in campo. E ora Giuseppe D'Onofrio con il suo Lagerfeld maschio baglio per il nostro Giuseppe, nato il 6 dicembre del 67 a Como. Sono 14esimo a Busto Arsizio nel campionato italiano assoluto assieme a Lanzeus proprio, peraltro, che ieri abbiamo apprezzato assieme a lui. Ora con Lagerfeld, ottavo posto a San Patrignano nel primo giorno di prove per i cavalli giovani, 7 anni appunto. È partito D'Onofrio. Ha vinto con Osiris a San Lazzaro di Saveno, una gara a tempo, un concorso ippico 2 stelle. Poi bene il secondo posto a Pioltello invece con Camporado, doppia gabbia. Attenzione al largo con Fosso ora, bene, peccato col posteriore, col ginocchio, cioè, col posteriore proprio con la parte finale. Sì, mi è sembrato insomma avesse toccato il ginocchio invece proprio con la parte terminale di fatto del posteriore, quindi con lo zoccolo. Peccato perché la gara era buona, era su peraltro molto ampio, era abbastanza alto sull'ostacolo. Piega a mano destra ora molto decisa per D'Onofrio e Lagerfeld, verticale, e andiamoci a vedere la parte finale con la gabbia. 4 penalità per il momento, un tempo di 73 e qualcosa, 42. È una bella prova comunque per Giuseppe D'Onofrio. Vediamo Fabio Brotto ora, l'altro italiano in gara. Con New Zealand delle Roane, lui che ha proprio tutti i cavalli, l'allevamento delle Roane che è il suo allevamento. Qui con New Zealand una femmina baia del 2000, francese, figlia di Caretino
Eccolo qui Fabio, nato nel 76, il 5 settembre, finora ha partecipato soprattutto a gare Young Riders, ha lavorato anche bene nel circuito di eccellenza, nel 99 però. Vedete, affronta il verticale poi per la doppia gabbia. Qui è bravo perché taglia l'ostacolo, poi arriva in linea. La doppia gabbia che è l'elemento che ha 3 sforzi, è quello più difficile da affrontare nel tracciato odierno. E l'errore ancora sul largo su fosso, la prima parte, il primo elemento del largo su fosso, il primo praticamente i 2 verticali che lo compongono, tanto per intenderci. Poi ancora adesso il verticale, successivamente l'Oxer. Il sollevamento si trova a Rosà in Veneto, dove da un paio di anni si organizza un buon internazionale peraltro. Con il verticale ed ora la parte finale con la gabbia, 12 penalità, una gara difficoltosa. Era partita bene, poi nella parte centrale dopo soprattutto la doppia gabbia e il largo confosso si è un po' lasciato andare, diciamo così. No, 70 secondi e 28 non era neanche male il tempo. Rivediamo qui l'errore proprio che ci propone Gambuti con il posteriore nel largo su un fosso. Ora Gerfried Puck con Champ Volsacker, un maschio alsaziano 2000. Anche lui cavaliere giovane, nato nel 1973, partecipato anche al campionato del mondo lo scorso anno da Quisgrana con Eleventh Blecher, Castrone Weinsteiner, che abbiamo visto proprio qui peraltro le gare di venerdì assieme al Gerfried Puck, era quello il binomio. Con questo invece cavallo, figlio di Tolano Fanet Riatov, quest'anno ha vinto proprio la gara 7 anni per cavalli 7 anni di precisione nel concorso ippico di Lons-le-Saunier. Un terzo posto invece d'Anversa nella 6-7 anni però mista, quindi praticamente simile alla gara di oggi con barrage, tanto per intenderci. Non cambia la situazione, per il momento solo 4 cavalieri al barrage, solo 4 binomi. L'Oxer. Un errore. Quattro le penalità quindi anche per Gerfried Puck. Ed ora tocca ad Albert Zer con Tristan, un maschio olandese, 7 anni. Albert Zer. Tristan per l'Olanda, il numero 11. Stando con Tristan sono stati i primi in una gara per cavalli di giovani a tempo, hanno vinto a Rotterdam, quarto posto invece a San Gallo con una gara a fasi consecutive. In grande forma comunque in questi giorni abbiamo visto Albert Zer, e anche il cavaliere numero 18 che prende parte per il momento a questo premio. Abbiamo poi Gregory Watlet che ieri ha vinto percorso di caccia, prima Gabriela Salic che ieri non è partita per il percorso di caccia, poi Gregory Watlet, come detto, che ha vinto alla grande il percorso di caccia con un tempo straordinario sotto i 60 secondi, 59,91 per la precisione. Peccato con il posteriore nell'elemento centrale della doppia gabbia a Zer. 4 penalità per lui, un errore. Oxer ora piega a mano destra,
molto decisa, verticale, poi gabbia per la parte finale praticamente del percorso della prova di questo binomio. Buono il tempo, 67,53, peccato per l'errore proprio nella doppia gabbia per lui. 67 secondi 53 secondi, 4 le penalità. 4 le penalità. Gabriela Salic Gabriela Salic con Centuria. Salic che ha preso parte anche alla Coppa del Mondo 2 anni fa a Las Vegas con Laurent, arrivata 21esima, quest'anno poco competitiva finora, partecipato a un gran premio misto nella mista a Braunschweig con Gredola Davier e a Dortmund anche, sempre con lo stesso cavallo, quindi lo stesso binomio, 35esimo posto. Qui a San Patrignano invece proprio con Centuria, questa Fenia Baia Holsteiner, la gara 7 anni a tempo della prima giornata, 10° posto per questo binomio. Doppia gabbia, bene, andiamo in largo su fosso, dove sono caduti parecchi cavalieri e cade anche questo binomio praticamente con l'errore, con il posteriore ha toccato l'ostacolo. Oxer, verticale, doppia gabbia, tanti binomi con un solo errore e 4 di penalità, molti. Si prepara intanto già Gregory Watley, belga, che però ha fatto l'Ucraina, 67-34 il tempo, buon tempo per la Salic con 4 penalità. Diciamo ora tocca all'ucraino di fatto, perché lui è nato in Belgio ma fa parte della scuderia di Onichenko. Eccolo qui l'errore, ce lo propone Gambuti dalla regia, e lui è passato praticamente a gareggiare per l'Ucraina, visti i cavalli, insomma i soldi messi a disposizione del cavaliere, del magnate ucraino Onichenko. Doppia gabbia per Watley. Bene, ora praticamente quello che può essere l'ostacolo spartiacque, diciamo così. Bene anche sul largo su fosso. Ed ora per lui 3 ostacoli consecutivi, un verticale in questa combinazione, un largo che è un Oxer e poi un altro largo. Benissimo il binomio finora. Invece a vedere il verticale e poi l'ultima parte della gabbia, netto anche per Watley, 71-10, 0 penalità, quindi anche il Watley va a far compagnia a Jérôme Dubeldam, ai due fratelli Berbaum e a Juan Carlos Garcia nel barrage. Ora Abel Said e poi il nostro Jerry Smith, il campione italiano quest'anno a Busto Arsizio, prima però con l'egiziano Abel Said che monta Team Harmony 100Z, maschio paio olandese, 7 anni, del 2000 ovviamente. Said, errore nel largo, il terzo ostacolo, quindi insomma ovviamente in apertura, errore per l'egiziano, poi l'errore anche nel verticale ed ora la doppia gabbia.
largo sul fosso, verticale, Oxer e poi ancora una volta il largo, in attesa di vedere, come detto, Jerry Smith fuori dal barrage. Anche Abel Said, per il momento 4 penalità, un errore per l'egiziano. Gabbia, buono il tempo, era un 67,41 con 4 penalità. Errore, 4 le penalità, 67 secondi. È stato molto veloce. Risultato di Adel Said. Ed ora Jerry Smith. l'ultimo concorrente del percorso base prima del barrage è Jerry Smith per l'Italia, insieme a Sir Isaac. Il nostro campione italiano, eccolo qui. Jerry Smith, che al suo attivo ha già 3 giochi olimpici, miglior piazzamento nono a livello di squadra all'Atlanta nel 96, a livello individuale fu 17esimo nel 92 con Governor, Castrone Grigio Hannover. Questo parte a 3 campioni del mondo, 6 campionati d'Europa, ha fatto anche dei campioni del mondo giovani cavalieri quando fu secondo nel 96 all'Anaken, e poi, come detto, per ben 2 volte campione italiano e per 3 volte secondo. I nostri cavalieri migliori in assoluti, Jerry Smith. Fortunato nella parte centrale della gabbia, qui cerca di spronare il cavallo che si pianta, eccolo lì. Ha tentato in tutti i modi di spronarlo per far saltare l'ostacolo. Dobbiamo addirittura rimontare l'ostacolo, qui chiaramente si ritira Jerry Smith. Anche la carezza di conforto al suo Ser di San Patrignano, proprio un cavallo dell'allevamento di San Patrignano peraltro. Quindi fuori Jerry Smith, tra poco anche il barrage avremo con Marcus Berbaum, Ludger, i 2 fratelli, Juan Carlos Garcia, Jaron Dubbeldam e Gregory Watlet. C'è il ritiro di Jerry Smith e di Sir di San Patrignano, quindi ora avremo Giuseppe Donofrio, tanto qua rivediamo proprio come come ha rifiutato di fatto, insomma, ha provato in tutti i modi a farlo saltare, Jerry Smith. È stato molto molto bravo, molto deciso. Intanto ben trovato Giuseppe Donofrio per noi. Benvenuto. Benvenuto Giuseppe. Allora, peccato per Jerry, ha provato in tutti i modi, perché dopo la doppia gabbia si è accorto che forse c'era un problema con il cavallo, per tutti i modi ha cercato di spronarlo, ma è stato difficile. Il cavallo era molto attento al fosso, guardava un pochettino. Quindi lì forse anche un po' di paura da parte del cavallo. Lo chiediamo perché sì, insomma del cavallo, come cavaliere lo percepisce. Comunque è un percorso tecnico, difficile, a volte i nostri 7 anni non sono abituati a fare dei percorsi così tecnici e allora si trovano un pochettino disorientati, però dopo, visto che ha preferito ritirarlo, forse è stato bene così, magari si è spaventato un pochettino. Certo Giuseppe, peccato per te, per il tuo Lagerfeld, 4 penalità, un tempo anche buono, praticamente un solo errore. Sono molto contento del cavallo. Ce la fa rivedere adesso Gambuti, peraltro, insomma, la tua, così possiamo... E ha saltato molto bene. Jerry Smith. Il mio cavallo non è molto abituato a girare in questi campi, su questi parterri, diciamo, però ce l'ha messa tutta. Il primo giorno ho fatto netto, poi ieri un paio di errori, oggi un errore. Sempre un po' meglio, spero di continuare a fare... qui quello che dicevi tu, guarda, poi riparliamo, solo per commentare le immagini. Ha provato prima di spronarlo, ma non c'è stato niente da fare, Jerry ce l'ha messa tutta, bisogna dirlo. Ha guardato un pochettino il fosso, forse sforzato un pochettino sulla doppia, ha avuto proprio esitazione. Senti, parliamo anche, insomma, riferimento a queste categorie speciali per giovani cavalli in contesti internazionali così importanti come questo. Ormai siamo in un corso ippico dei più importanti del mondo, 5 stelle, insomma, che riferimento puoi dare rispetto ai giovani cavalli in questo contesto? Ma l'inserimento di queste categorie in questi concorsi così importanti penso che sia il massimo per un cavaliere e per il cavallo.
Certo bisogna avere la possibilità di continuare a frequentare certi concorsi perché il cavallo cresca, è l'unico sistema per poi trovarsi un anno dopo un cavallo pronto ad affrontare delle categorie internazionali ad alto livello. Questo penso che Tra sia... poco vedremo insieme il barrage. Sì. E a me ha particolarmente impressionato in questi giorni, a parte insomma voglio dire quelli che sono i Berbaum, insomma i tedeschi, Joslanzik un po' così perché poi non è partito anche nella gara Infatti un po' così, di un po' ieri, sottotono. un po' sottotono, però Watley francamente, Gregory Watley, lì forse contano anche i soldi di Onichenko, adesso te lo dico in maniera spiritosa, però No. la verità insomma quando c'è a disposizione un Secondo magnate me, di quel tipo. comunque questo è uno sport, sarò ripetitivo, però è fatto dal cavallo. Cioè, un buon cavaliere può crescere sempre se ha delle qualità e se ha a disposizione dei cavalli. E quindi se tu hai i soldi per comprare cavalli di un certo livello, no? Puledri di un certo livello. Puledri, se hai la fortuna di incrociare nella tua carriera agonistica un cavallo che poi ti fa fare la differenza. A volte non è neanche una cosa così economica, No, certo. ci vuole anche molta fortuna, secondo me. Come tutte le cose della vita. Tutte le cose. Diciamo la verità. Questo è poco ma sicuro. Sì, sicuro. Senti, un'altra cosa Dimmi. invece riguardo alle gare fin qui svolte. Stasera poi ci sarà il grande momento con il Gran Premio, appunto. Si è partiti però bene con quello che viene chiamato il piccolo Gran Premio numero 3, per la precisione anche lì c'era il barrage. A me è piaciuto particolarmente, lo dico, il percorso di Caccia. Forse è quello Anche anche, a che certo, perché lì insomma lì c'è meno tatticismo, no? Insomma, si deve veramente. Ma no, è una gara diversa, diciamo, è sempre contro il una tempo. cosa tattica, però fatta molto in velocità e molto bella e spettacolare, meno lenta diciamo di un Gran Premio, meno apprensivo, però sempre anche comunque dietro queste gare c'è sempre lavoro e costruzione diciamo, però è piaciuto molto perché mi sono anche piazzato, quindi meglio di così. Esattamente. Senti, a livello personale come valuti per il momento questo 2007? Ma secondo me benissimo perché ho un nuovo proprietario, il signor Fumagalli, i cavalli vanno bene, ho la possibilità di essere qui in questo contesto che è stupendo. Un po' caldo, ma non dipende da San Patrignano. Esatto, Per quindi, carità, fa caldo in tutta Italia. quindi è meglio prendere il caldo qua a San Patrignano. Diciamo anche insomma che il caldo per i cavalli può essere un problema. È un problema, però iniziando le gare comunque nel tardo pomeriggio gli aiuti un pochettino, diciamo, però ormai la stagione è questa e poi ci si abitua, soffriamo un po' tutti, anche loro purtroppo un po' soffrono, vengono aiutati con elettroliti, qualsiasi tipo di integratore e quindi si cerca sempre comunque di non farli sforzare più del dovuto. Diciamo. Senti, parliamo un attimo del barrage e di quello che abbiamo qui il percorso. Tanto per vedere insieme, notevolmente ridotti chiaramente gli ostacoli, questo è poco ma sicuro, sono in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ostacoli. Perfetto, si parte dal numero 2 che è il verticale, beh, c'è subito una girata a destra abbastanza da fare in velocità sul numero 3 che è un Oxer che comunque è abbastanza impegnativo, poi sicuramente cercheranno di girare prima della aiuola per il verticale numero 4 e poi una bella galoppata alla gabbia Oxer Sì, verticale anche perché due tempi. dal 4 praticamente poi devi fare un giro un po' particolare Ma, per rimetterti in linea per andare. secondo me stringeranno più Così. possibile, faranno meno tempi possibili dritti alla gabbia, poi erano Per prima 6 guadagnare. tempi di galoppo per andare all'Oxer, penso che rifaranno ancora 6 tempi di galoppo per poi concludere qui, no, il 13, dopo c'è una virata a destra sul C'è 13 il largo sul e fosso. poi l'Oxer finale numero 9 Ed che ecco qui, allora siamo è molto partiti, lontano. Vediamo insieme questo barrage allora, dai, visto che Sì. ci siamo, ce ne Va sappiamo. bene. Questo è un Verbale. buonissimo cavallo con un super cavaliere, quindi ha saltato penso sempre in premiazione gli altri 2 giorni, non so come si sia piazzato, però era sempre tra i primi. Pronti per il Pronti barrage? al via. Ora ci sarà il barrage per 5 cavalli che hanno chiuso. 5 cavalieri, dovremmo partire quindi con Marcus Con Berbaum, Berbaum, sì. poi con Lutger, Juan Carlos Garcia credo, Werner Muff e Gregory Watley. Bisogna fare per Juan Praticamente si Carlos. fanno vedere, così vedremo insieme anche con Carlos Garcia. Eccolo qui, Allora, Marcus si Berbaum, parte. 65,99, è un gran tempo il suo. Prende già un buon ritmo per il numero 1 del barrage comunque per fare la sua gara a tempo.
è un cavallo molto atletico, è leggero, molto bello la galoppata, lo stacco Castello, da bel... terra. come, Sì. come mai si vedono poco i grigi? Non so, penso sia un caso, però questo è un bel grigio sicuro, salta molto bene. E vediamo che affronta spedito la gabbia. Adesso Bene. vediamo quanti tempi fa. Adesso sarà importante da vedere cosa succede sul Perfetto. largo sul fosso. Lì ha punito molti di voi, Sì, sì, ma è un cavallo molto attento, rispettoso, si vede che comunque è un cavallo È abituato bello. a saltare in questi campi con queste difficoltà. Chiude con il largo. Bellissimo Benissimo. percorso. 34,97. Anche molto veloce. Penso che però, Penso sai, che questo sarà un tempo è un tempo da raggiungere, però diciamo che partire fra i primi in una gara a tempo in un barrage non è il massimo, gli altri fanno la gara su di te, quindi possono benissimo Gestire, riuscire a prenderti. No, adesso poi c'è Juan Carlos che è molto veloce come cavaliere, non so se il suo cavallo è già pronto questo è Christian Alba. per galoppare così veloce, però No, Ludwig Berbaum adesso su Sundari. fratello. Sì, fratello chiaramente. Beh, Eccolo qua, questa femmina baia del 2009. non c'è niente da dire su questo cavaliere. Questi tedeschi. No, sono molto forti. Hai visto per caso l'asta stamattina? Hai Sì, avuto modo? sono stato un pochettino a vedere l'asta. Che ne hai pensato? Che impressioni ti ha fatta? Insomma, Beh, sono tutti puledri di grande qualità, molto giovani, bisogna aspettarli, a volte non c'è mai così tanto tempo, no, però certo, chiaro. avevano tutti 1 anno, 2 anni, erano buonissimi cavalli, figli comunque di cavalli che avevano già saltato in gare internazionali, vincitrici internazionali e poi anche così i padri, quindi veramente dei bei puledri. Beh, Ludiger è già partito in diagonale per il sì. numero 1 per poi fare in diagonale anche il numero 2. Ha rischiato tanto, eh? Sì, il cavallo si è un pochettino appettito. Ha rischiato molto sul secondo ostacolo, Sì. potrebbe il numero 3, tanto per intendere. Però ci sono rimasti. sembra, non so, forse sono lì col tempo, non mi sembra molto più veloce del fratello. La gabbia, bene, vediamo Sì. sul largo sul fosso. Come mai molte difficoltà sul largo sul fosso? Perché veniva dopo una doppia gabbia, quindi dopo 3 sforzi, tanto per intenderci. Ma forse a parte quello, la distanza un pochettino dei 6 Molto tempi, ravvicinata, vero? l'oxer un pochettino è vuoto sul fosso, il cavallo tende a mettere un po' più attenzione al fosso. 34,02, meglio. Meno, Sì, meno. Per la infatti, precisione 95 centesimi in meno. 34,02 per Lutger. E questo è il tempo ora da pigliare, dare insomma a raggiungere Juan Carlos Garcia. adesso Ci bisogna giochiamo tifare insieme per il lui. nostro Juan Carlos. Beh, comunque dicevo del largo sul fosso, sai, salti contro le tribune. I cavalli comunque sono dei cavalli giovani, non ancora con tutta l'esperienza, un po' di attenzione al fosso, un po' al contesto così, un errorino può capitare lì sulla prima barriera del largo. E questa è la cosa bella anche del cavallo, no? Sì, Il fatto che comunque sia sì, un sempre- animale senziente, sensibile. esatto, molto sensibile, non puoi dare mai Grande niente per intelligenza, scontato. Vabbè, Juan Carlos sembra partito- abbastanza veloce. Pure qui Adesso è tanto molto una questione di difficile comunque, centesimi. La Vediamo combinazione se di 3, il secondo e sì, il terzo ostacolo è una combinazione molto comunque. bene. A vedere la gabbia. Sta saltando bene il cavallo. Ed ora qua quello che dicevi te, sono molto ravvicinati di fronte alle Sì. tribune, l'acqua No, che si no, vede. ma se Però non è stato il problema al primo percorso, No, non è poi al secondo, il cavallo comunque conosce già gli ostacoli, è benissimo, agevolato. poi Ha fatto una bella Chios. galoppata qua. Attenzione, vediamo un po'. Attenzione, Il super tempo è bene. 34,86. Beh, si inserisce al secondo posto ed è un buon risultato. Eh sì, secondo perché 0,2 per Lutger, per Baum, Marcus 34,97, meglio di Marcus. Hai visto che partire per primi Hai insomma, ragione. sempre un po' così. Ora c'era un dubbio, ma poi ripeto, molto curioso di vedere Gregory Watlett. Saltava molto bene il cavallo, non mi sembra un cavallo proprio da velocità quello di Watlett, però tant'è vero, non si esatto. può mai dire. Ti ringrazio perché questa è una bella indicazione. Tanto per un tempo 71,10, non proprio. No, andava abbastanza alto sui salti, quindi non è proprio un cavallo secondo me da velocità, poi sicuramente è un cavallo che salterà dei gran premi comunque grossi su cui lui fa molto affidamento e magari non farà neanche la gara a tempo visto che sono partiti tutti molto veloci, sono solo 5, quanti zeri? 4 zeri, 4, soltanto 5 cavalieri. 5 cavalieri, quindi Sì, 5 binomi. non so, dipende proprio dal cavaliere, se comunque qua ha già vinto forse un paio di gare Watlett. Esatto, 2 gare ha vinto già. Magari un po' più tranquillo si risparmia per il Gran Premio. Tra l'altro ha vinto uno insomma anche con. Sì, ultimamente ha vinto un paio di Gran Ha Premi. vinto uno con 30.000 euro, beh. quindi insomma.
sono già soldi, no? Eh sì, anche se Unicenco non credo abbia questi problemi. No, È non penso. l'Abramovic dell'equitazione, attenzione, state Esatto. attenti. No, beh, ho peccato. Peccato per Dubellon, sì. È un percorso veloce questo. E d'altronde avere alle spalle comunque uno sponsor che ha delle buone possibilità. Era stato veloce, 34 e 28, perdonami. Infatti. È il massimo che si Quarto, può comunque. avere. Sì. Beh, certo. Qui comunque vediamo, è andato molto bene il primo giro questo Bayer. Ricordiamo insomma che ci sono 2 ori olimpici individuali, qui quello di Berbamo a Berceno 92 e quello di Dubeldam a Sydney nel 2000. Insomma, le Olimpiadi. È difficile, per me è un'esperienza nuova questa, di essere qui a San Patrignano, e devo dire che è incredibile il contesto, tutto, è tutto fatto al top, e i cavalieri altrettanto. Trovare tutti questi cavalieri. Ti chiedo, tu monteresti per l'Ucraina? Ti fosse proposto? No. La domanda è un po' Le mie chiaramente. gare preferite sono le Coppe delle Nazioni per l'Italia. No, io Quindi- da un punto di vista proprio, sai, l'atleta lui è belga, però insomma, è arrivato qualcuno che dice ok, e nella mia scuderia lui addirittura ha i colori ucraini, insomma, avete visto il giallo e il blu, no? Sì, ma Scelte è una domanda personali, per carità, difficile da esattamente, tu, dico, tu rispondere. eventualmente No, io preferirei Rimanere- avere come adesso un nuovo sponsor italiano e gareggiare per l'Italia, preferisco. Comunque lui sta galoppando lo stesso, anche se forse il cavallo non qui è quello che hai detto prima molto te, veloce. molto alto sullo stato. Sì, sì, molto qualitativo il cavallo sicuramente. Mi sto Vogliamo cercando spiegare, comunque di andare a cioè, vincere. facciamo anche un po' di divulgazione, che non tutti quelli che seguono l'equitazione ci seguono, speriamo ci segua anche qualcuno, no? Anche tempo fa 34-51 è stato abbastanza veloce comunque, hai visto? Secondo, terzo per Juan non ha Carlos lasciato Garcia. perdere Terzo neanche nostro questa Juan gara. Carlos Garcia, non Va male. bene. Ti No, dicevo, va vogliamo spiegare che significa andare alto sull'ostacolo o essere più radente, più vicino all'ostacolo? Beh, quando il cavallo diciamo che la sua battuta è all'incirca un paio di metri dall'ostacolo, è proprio il tempo di sospensione che sta sopra l'ostacolo. Da quando Quindi batte a più è quando si alto riceve. e più ci mette, tra virgolette. Esatto. Il cavallo da Andare velocità. ampi non significa aver tempo. Esatto, il cavallo da utile. velocità di solito non è mai un cavallo che passa così alto sui salti, è un cavallo rispettoso, volenteroso, che ti permette di qualsiasi girata stretta, di venire in diagonale su un salto, ma non che salti così alto, perché comunque per una gara in velocità è una perdita di tempo. Allora, la regia ci ripropone Ludwig Berbaum, Gregory Kotlet, Juan Carlos Garcia per il terzo posto, poi Marcos Berbaum e il fratello, Geron Dubeldam, campione olimpico di Sydney, all'ultimo posto. Direi che è stato un bel premio. Molto bello, è Complimenti stata anche a una te, bella perché gara. insomma nella prima parte sei stato brevissimo. Ti ringrazio, Buon mi è tempo, troppo buon buono. tempo e solo 4 penalità, quindi solo un errore. Direi che ci fermiamo qui per il momento, poi ci rivedremo più tardi per il prossimo premio che vi proporremo su Rai Sport Satellite. Grazie Giuseppe Tanto per essere Perfetto. con noi, dice la nostra telecamera. Ti ringrazio e alla prossima, e buona giornata e buona visione a tutti. Vi saluta Roberto Cambuti dalla regia, assieme a noi tutti i tecnici che ci hanno regalato le emozioni di questo Gran Premio.